È meglio stare là. Come separare e tirare via un animale, sennò facciamo guerra. E allora cerchiamo di limitare il di molto, quindi hanno fatto un gioco di speculazione immobiliare che però serve poi per fare la speculazione finanziaria e quindi proprio il meccanismo della crisi. È un sistema perverso che crea miseria e oggi abbiamo occupato questa strada, abbiamo costruito un orto urbano per protestare contro Veneto City, per dire che la terra vale molto di più del cemento e che il Veneto City non è il futuro ma è il passato. Per guardare al futuro e per uscire dalla crisi bisogna recuperare i veri valori, bisogna riscoprire la terra come bene comune, come bene essenziale per la vita. Veneto City è frutto della speculazione immobiliare che questa sono speculazione finanziaria, quindi proprio un esempio di quello che ha prodotto la crisi.